Vabbè, lì non si può discutere, però sai che anche la vacca ha detto male. E tra l'altro lui, Zara è grosso per conto suo, Zara faceva poco movimento, figurati adesso che si è spaccato Su altre quelle sono. adesso butta su veramente, però bisogna che viene tornato con questo per la settimana prossima. E lui parla di guance che ha messo su il vestito da ciccione. Belle tette. Come per esempio le donne con i capezzolo così, No, a casa mia. no. Che mamati è? Questo da niente subito si chiama la mancia. Perché il capezzolo grosso più della tetta è orribile, adesso non so, dice qualche donna che ha la mancia qua, si figurati se vieni dirlo. Dice qualche uomo che ha il ciccio piccolo, che cammina con mia vergogna. Dice qualche uomo che tira 25 scuole al giorno. Anche di più. Dice qualche uomo che bestemmia senza vergogna. Così qualche uomo che si fa le seghe. Le donne se ti domandi ti fai più dei, dice Sì, ma no, ti scolesito, mi scolesito, no, non fa mai niente, non è scorresa, non si fa lei, non le rutta, non fa niente, dopo che arriva a casa così. Ma perché dovevi vergognarmi? Deve essere roba naturale. cose naturali. Se il signore non avesse vissuto una roba del genere, arrivi a fatto il buso sulla figa e le vanno fatte così. Che mi ha fatto le mani come una papera, per esempio, che mi ha fatto. Adesso fanno scherzi, questa è la legge della natura. Questa è una roba naturale, io non capisco perché bisogna vergognarsi. Era qua, tu adesso gli altri, gli altri non mi via soldi, gli altri non via birra e siamo già a corto qua delle munizioni. Se ti metti su la cosa